L'unico palazzo barocco nel centro storico di Vicenza è Palazzo Leoni Montanari e sarà protagonista in questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori anche oggi alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Protagonista naturalmente anche oggi sarà Vicenza e la sua città. Tutto questo e molto altro tra pochissimi istanti, subito dopo la sigla. Siamo pronti per iniziare il nostro viaggio. Mi trovo qui con Isabella Sala, responsabile della comunicazione per quanto riguarda i beni culturali di Intesa San Paolo, per parlare di questo palazzo, diciamo un unico nel centro storico di Vicenza, abbiamo già detto nella presigla. Sì, e siamo orgogliosi di avere questo scrigno un po' che consideriamo uno scrigno di tesori, delle meraviglie come il barocco è, storicamente, culturalmente. Quindi in effetti chi arriva qui, in questa meravigliosa città, bisogna dire palladiana, che tutti amiamo, e devo dire che poi le persone che giungono in questo luogo hanno in qualche modo questo effetto un po' così appunto di meraviglia, di spiazzamento, perché trovano il barocco in una città che è una città palladiana, in una città di impronta classica, e questo in qualche modo appunto muove nuove emozioni. Le emozioni che devo dire poi sono accresciute dai contenuti di questo palazzo e anche un po' dalla storia, devo dire, perché è anche una storia, una narrazione di persone che hanno in qualche modo voluto intensamente quello che vediamo qui. E la storia parte proprio molto brevemente a fine 600, anzi veniva già da prima, il palazzo venne costruito a fine 600, però era una storia di lavoratori, di questa famiglia di leoni montanari perché venivano appunto dai colli iberici, che noi chiamiamo anche i monti iberici come sappiamo, e sono scesi, erano dei tessitori molto, molto affermati, e questi tessitori poi appunto non erano semplicemente tessitori, erano persone che amavano anche le arti, la cultura, che sapevano l'importanza di unire il lavoro e la parte più spirituale, diciamo, della vita, che ci volevano tutte e due. E se posso mostrare una cosa che è il simbolo un po', che sono poi le figure ricorrenti mitologiche di questo palazzo che lo rappresentano, se voi vedete Apollo, la divinità quindi delle arti, della cultura, e Ercole, che in qualche modo convivono. Ercole con la sua forza, le fatiche quotidiane per conquistare qualcosa nella vita, e Apollo la parte appunto di arte, di bellezza. Queste due figure insieme si sposano e rappresentano il palazzo, e le troveremo in varie situazioni all'interno del palazzo, proprio perché questa famiglia un po' le riassumeva. E infatti poi nel tempo, nel Settecento, anche nell'Ottocento, con le vicissitudini familiari molto complesse, molto interessanti, che ancora si stanno studiando, e questo è diventato veramente un circolo, anche un circolo, se vogliamo, culturale, letterario, musicale. Immaginiamo questi saloni cosa ospitassero, e devo dire che siamo anche orgogliosi con Intesa San Paolo, da quando è diventato questo museo a fine degli anni 90, e di offrire ancora un po' questo spirito di condivisione, per cui in realtà questo è un luogo aperto. I vicentini lo sanno, ma anche i turisti che capitano qui magari il sabato e domenica trovano questi momenti, quindi momenti musicali, momenti così di approfondimento, di storia, di letteratura, di tanti argomenti. Ecco, è rimasto anche un po' forse questo filo che lega il Settecento ad oggi. Anche di questo insomma siamo anche contenti, anche un po' orgogliosi. Beh, questo penso sia il punto di forza anche adesso per tenere vivo questo palazzo. Vogliamo, dopo naturalmente andremo nel dettaglio, andremo a visitare, parlare di quelle che sono le mostre permanenti, ma anche le mostre che continuamente proponete alle persone che vengono appunto qui in visita. Certo, allora Intesa San Paolo è proprietaria, per appunto vicissitudini di vita bancaria, di un patrimonio
enorme, diciamo, che copre praticamente dall'antichità greca, che tra l'altro è in deposito qua in alto, appunto nel deposito del palazzo, quindi dei vasi attici magno-greci, e arriva praticamente al Novecento. E Intesa San Paolo, da appunto una decina d'anni, qualcuno in più, ha fatto questa scelta, direi anche coraggiosa, impegnativa, di condividere il proprio patrimonio con il pubblico, ovviamente non tutto perché parliamo appunto di oltre 10.000 opere, però alcune collezioni importanti. Questa devo dire che è stata proprio la prima, questa era la sede della Banca Cattolica del Veneto e questa è stata trasformata a fine anni 90. Questo qui ha trovato collocazione proprio anche per vicinanza appunto culturale e artistica, la collezione di pittura veneta della banca, e quindi vedrete una collezione molto importante del Longhi, vedrete un giovane canaletto, un capriccio molto bello, vedrete dei guardi, insomma qui c'è la pittura veneta in modo importante e si sposa al palazzo, quindi anche all'età in cui il palazzo è stato costruito, quindi c'è questa coerenza. E poi vogliamo ricordare un attimo velocemente anche quella che è la mostra più importante d'Europa, e sottolineo d'Europa, al di fuori della Russia, di icone. Sì, poi devo dire che si cambia completamente atmosfera e anche qui un altro, diciamo, un altro effetto di meraviglia che non è indotto dal barocco, però diciamo sta bene in questo contesto di scrigno di tesori. Le persone salgono quindi dal piano nobile, dal barocco, dalla appunto ridondanza del barocco stesso e dalla pittura veneta, salgono una scala e si trovano nel silenzio, nella quiete, nella musica appunto nelle canti liturgici russi, e lì trovano proprio la maggiore collezione di icone russe dell'Occidente. E è stato fatto proprio un allestimento ad hoc che proprio mira a costruire quasi un percorso spirituale, un percorso comunque molto intimistico come sono le icone, e quindi anche questo devo dire poi provoca veramente un effetto sì, di meraviglia e insomma di contentezza nelle persone che trovano e che vengono in effetti da tutto il mondo a visitare questo luogo. Allora, noi ci fermiamo qui per il momento e direi abbiamo fatto una bella presentazione. Adesso andiamo a visitare tutte queste meraviglie di cui abbiamo parlato. Dottoressa, diciamo che è un palazzo veramente che dà molte sorprese e suggestioni. Arrivare qui nelle piano nobile, avere la fortuna come oggi di trovare un gruppo che sta provando per un concerto che si terrà nei prossimi giorni, è veramente una situazione particolare, con queste sale, con questi soffitti veramente meravigliosi. Come vi ho detto, ci troviamo nel piano nobile. Sì, questo è il piano nobile del palazzo, quindi dove si accoglievano gli ospiti, dove si svolgeva la vita, la socialità della famiglia, e quindi, come si può dire, dove in qualche modo si cercava di dare il meglio di sé, della propria rappresentazione di vita. Vedete la Galleria della Verità, qui, come dire, qui il barocco è l'ennesima potenza ed è proprio, come dire, la natura. Se voi guardate il soffitto e anche appunto un po' le pareti, è la natura che in qualche modo esce e poi oppure non si sa se è la natura che entra, ecco, non c'è soluzione di continuità tra l'interno e l'esterno, e quindi appunto c'è questa sensazione così di meraviglia, di attenzione che provoca questo luogo. Poi se noi guardiamo all'interno, per esempio nei monocromi, di nuovo troviamo la figura di Ercole, quindi alcune delle fatiche di Ercole qui rappresentate. Vedete appunto la nascita, altri episodi della vita di Ercole, proprio perché, come vi dicevo, c'è comunque sempre questa attenzione anche alle narrazioni mitologiche che però in qualche modo rappresentavano la vita delle persone che vivevano qui. Ecco, questa poi sala, come vedete, poi mostra anche degli elementi importanti delle collezioni di Intesa San Paolo del Settecento. Quindi questo è un giovane canaletto, è un capriccio, come potete vedere a Venezia, però in realtà è una Venezia che non esiste, però in realtà
allo stesso tempo è una Venezia che un po' si ritrova, perché questo portale potrebbe essere appunto quello di San Marco, questa chiesa che sembra una chiesa diroccata, però ci sono delle persone che stanno entrando. C'è un povero addirittura, un povero nell'ombra però in primo piano, che in qualche modo è qualcosa di dirompente per come si rappresentava all'epoca appunto la pittura, e quindi era giovane Canaletto, però già si capiva un po' il genio che da lì che sarebbe diventato. Anche di fronte a noi vediamo una Venezia un po' diversa da forse come è realmente. Sì, quello è un dipinto, una tela del Guardi, anche questa molto importante, e si vede una Venezia che non esiste, in parte perché in effetti come la chiesa di San Gemignano di fronte ora non c'è più, c'è il Museo Correr conosciuto, per cui quella parte ecco, è anche un modo per ritrovare una Venezia del passato. E poi anche perché dal punto di vista prospettico anche questo è particolare, perché in effetti è una prospettiva allargata, come se fosse una specie di grandangolo, che ha voluto dare il pittore per proprio riuscire a comunicare questa visione d'insieme della piazza. Però ecco, se noi ci mettiamo con la Basilica alle spalle e la piazza di fronte, non riusciremo a avere questa visione, a provare appunto con uno scatto fotografico normale, insomma, a fare questa specie, questa visione. E se posso agganciarmi in qualche modo alla mostra della Magnum che c'è in questi giorni, la mostra fotografica, ecco, è interessante perché proprio un po' questo filo che lega quella che era il modo in cui rappresentavano a quell'epoca. Sapete che Canaletto usava anche un po' questa camera ottica, per cui riusciva a vedere questa prospettiva che poi riproduceva nei suoi dipinti. Non è così lontano poi da quello che la fotografia poi ha scoperto e che oggi possiamo vedere anche in questo stesso palazzo. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti perché di meraviglie qui ce ne sono veramente tantissime, vi aspetto. Sempre Palazzo Leoni Montanari nel centro storico di Vicenza, protagonista in questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre con Isabella Sala, responsabile comunicazione e beni culturali per Intesa San Paolo. Dicevamo, abbiamo già detto più volte nel corso della prima puntata, un palazzo, una galleria che offre veramente molte suggestioni, molte emozioni. Sì, io credo che chi ama quello che è il Settecento e anche proprio chi conosce in qualche modo, in modo più o meno approfondito, ma quella che è la storia della Repubblica di Venezia, della Serenissima, non può non rimanere in effetti un po' emozionato anche davanti a questi 14 dipinti. È una collezione, una raccolta di Pietro Longhi e della sua scuola, e l'importante appunto è che 7 sono del maestro e 7 probabilmente appunto dei suoi allievi, però è bella proprio la visione d'insieme, perché è una specie di racconto, è come tornare indietro di qualche secolo e vedere un documentario di quella proprio che era la Venezia di allora. E quindi devo dire che chi conosce, non so, le carte trevigiane, questa dama vedete che sviene, però appunto sul tavolino si vedono proprio anche questi particolari
delle carte da gioco appunto rovesciate in questo momento di trambusto, oppure l'educazione di un piccolo, di una famiglia appunto nobile veneziana, oppure il gioco della pignatta, che ancora adesso la pentola, che in tutto il mondo si fa, si trova in tutte le culture, credo, ed è bello vedere appunto che, come dire, questo anche nei secoli passati facevamo ancora questo gioco. Sarebbe bello soffermarsi veramente per una puntate intere per vedere tutte le bellezze e le meraviglie che si trovano in queste sale, però noi oggi vogliamo dare un po' una visione d'insieme, quindi dal Settecento veneto adesso vi proponiamo un'altra unicità che offre questi palazzi. Diciamolo, l'atmosfera è completamente diversa, dalla maestosità del piano nobile si fa semplicemente un piano e si arriva dove c'è questa esposizione di icone russe, la più importante d'Europa, l'abbiamo già detto e ci tengo a sottolinearlo, al di fuori naturalmente del territorio sovietico. Sì, e come lo vedete in effetti l'atmosfera cambia e volutamente è stato proprio studiato questo modo di ricreare quello che può essere un ambiente diciamo religioso, quindi una chiesa, e l'inizio di questo percorso è proprio l'iconostasi, quindi la grande parete che nelle chiese ortodosse separa la parte dei fedeli dalla parte diciamo quella sacra. E quindi questo percorso può anche richiamare però i momenti, i luoghi dove in Russia e in altri luoghi appunto di fede ortodossa, dove c'è l'angolo bello, dove le icone rappresentano un po' appunto con i lumini, possiamo immaginare, con questa luce soffusa, rappresentano appunto l'angolo sacro della casa. E queste icone sono quelle che vedete qui, sono 140 quasi, di una collezione molto più vasta che è contenuta nel deposito qui a fianco. È una collezione importantissima perché copre diciamo un periodo molto vasto, dal XIII al XIX secolo, quindi proprio dà un'idea anche di quella che è stata l'evoluzione dello stile e anche del significato. E alla fine del percorso invece si trovano i rivestimenti e magari possiamo proprio dare un piccolo sguardo, ma possono diventare delle vere opere di oreficeria. Lungo il percorso invece abbiamo tutto quello che sono i momenti più importanti della religiosità ortodossa, e quindi abbiamo le feste, le 12 feste ortodosse, abbiamo i santi più importanti che spesso sono santi appunto diversi dalla religiosità appunto della religione cattolica, e poi abbiamo una parte molto importante dedicata alla Madre di Dio, a quella che noi chiamiamo Madonna, perché proprio la figura mariana è fondamentale nella religiosità ortodossa, e anche qui ci sono delle icone che rappresentano appunto anche qui varie situazioni in cui la Madre di Dio interagisce, ecco, con suo figlio e con l'umanità. Abbiamo parlato di mostre permanenti, ma vogliamo ricordare che in questa galleria ci sono anche molte esposizioni temporanee.
Sì, questa galleria, come dicevamo, vive di eventi, vive di eventi che sono appunto concerti, come avete visto, e così incontri culturali, ma molto importanti sono le mostre temporanee. Ne abbiamo avuta di recente una sulle avanguardie russe, proprio per tenere questo filo rosso sempre che ci lega alle collezioni, e oggi abbiamo questa mostra particolare che però è legata a noi in quanto queste fotografie sono oltre 400 fotografie commissionate proprio dalla banca a 9 fotografi della maggiore agenzia mondiale, della Magnum, e quindi queste fotografie sono diventate patrimonio, sono una collezione tra le collezioni che avete visto oggi e che ci sono in altri musei d'Italia, perché noi siamo un insieme, una piccola rete di gallerie, quindi c'è questa galleria a Vicenza, ce n'è una a Napoli e a Milano uno spazio importante, e ci chiamiamo Gallerie d'Italia. Ecco, questa mostra itinerante è partita a Torino perché è nata con i 150 anni dell'Unità d'Italia, poi si è trasferita proprio a Napoli nella nostra sede museale, ha avuto una bella parentesi a Londra durante le Olimpiadi a Casa Italia. Anche perché ricordiamo il nome, l'Italia e gli italiani. Sì, l'Italia e gli italiani, proprio perché è un modo di rappresentare non banale, non scontato, attuale, quella che è l'Italia e quelli che sono appunto gli italiani di oggi, e quindi voi vedrete veramente situazioni molto diverse, vedrete queste situazioni in bianco e nero di un americano, di Richard Carver, che ci circondano e che mostrano appunto la vita degli italiani di oggi. Però poi vedete anche dei momenti più faticosi delle persone in difficoltà nell'Italia di oggi, vedete i mari meravigliosi, come appunto i mari che noi vorremmo belli, che però, come dire, hanno anche dei problemi ecologici nel nostro paese, e vediamo le piazze dove i ragazzi si incontrano, che magari non sono più le piazze di una volta, che però sono pure rappresentate. Ecco, voleva essere proprio una rappresentazione articolata dell'Italia, proprio perché l'Italia è un paese unico proprio per le sue diversità e, ripetiamo ancora una volta, per le meraviglie che in effetti tutti ci riconoscono e forse anche un po' ci invidiano. Veramente, l'abbiamo già detto e l'ho ripetuto più volte, tante emozioni, tante sensazioni, è un itinerario che veramente vi consigliamo. Diamo delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori, l'apertura e l'avere un sito internet per avere delle informazioni, come bisogna fare? Sì, la mostra sarà aperta fino al 20 gennaio, quindi un periodo diciamo abbastanza esteso, è aperta tutti i giorni tranne il lunedì, quindi dal martedì alla domenica, l'orario è dalle 10 alle 18 e ultimamente proprio abbiamo iniziato anche un'ulteriore apertura il sabato fino alle 20, e abbiamo un sito dedicato che è www.italiaitaliani.com, però io consiglio anche il sito di questo palazzo che oggi ospita la mostra, ma come abbiamo detto poi presenta molto altro, e quello è www.palazzomontanari.com. Dottoressa, io la ringrazio. Posso dire una cosa ultima, perché è importante di questi tempi, e voglio dire in generale. La mostra è di ingresso gratuito, e volevo anche ricordare che tutti i weekend c'è la possibilità di avere anche delle visite gratuite, visite guidate alla mostra, quindi il sabato di 16 alle 4 di pomeriggio e la mattina della domenica alle 11. Hai fatto benissimo interrompere, perché era un'informazione fondamentale da dare a tutti i nostri amici telespettatori, specialmente in questo periodo. Veramente un autunno ricco offre Vicenza dal punto di vista culturale, e questo è molto bello perché dà il senso della vitalità di una città. Grazie ancora per l'ospitalità. Per quanto ci riguarda il tempo oggi è veramente volato, vi do appuntamento alla settimana prossima, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.